Sì. Salve a tutti, se qualcuno si connetterà. Lascio il ciao Nello, lascio il cellulare a mia moglie per un altro unboxing, questa volta con delle storie, delle parabole che le vogliamo considerare, dei ricordi e delle coincidenze pure, se vogliamo. Questo è un kit che io ho comprato su Disco GS da un venditore che aveva un vinile che io ho visto in una diretta di Giovanni Passoni. Era un picture disc, io l'ho cercato un po' su internet, poi ho trovato diversi venditori su Disco GS, l'ho trovato da lui e l'ho comprato. No, c'è mia figlia che ogni tanto mi interrompe. Salve a tutti, c'è qualcun altro connesso o no? Francesco Pellegrini. Ciao Francesco. Nello ti saluta. Ciao Nello. Quindi la prossima... Tiziano Baseggio. Quindi la prossima Golden Memory, aspetto la lista, quando vuoi mi dai la lista dei brani. Dicevo, ho acquistato questi vinili che ovviamente, dovendo pagare le spese di spedizione, ne ho preso più di uno di vinile. Hai messo troppo alta musica questo. Sì, andiamo a abbassare un po' la musica di sottofondo. C'è Kenny G di sottofondo. Tra l'altro mi sono reso conto che non aveva niente per rompere il coso, prendo questa spilletta. Allora, praticamente che cosa è successo? Quando ho fatto il pagamento ho visto che il venditore aveva un nome che mi sembrava familiare, infatti il nome è Ernesto Carretta. Allora mi sono andato un po' a documentare, perché non so, chi mi segue lo saprà benissimo, che io ho pubblicato tantissime compilation che si chiamano 80 Mixage. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, la maggior parte delle quali erano mixate da un DJ che io non conoscevo e si firmava E.Carretta DJ. Allora io, senza sapere niente, gli ho scritto e gli ho detto: ma per caso sei tu quello che ha fatto le compilation che mi ha dato Gaetano Celestino, che erano così belle, tutta musica anni 80, abilmente mixata? E lui mi ha detto sì, che era lui. Quindi Ernesto Carretta, il venditore di questi dischi, che ha anche un negozio su Disco GS e più di 2000 vinili in vendita, è proprio il DJ. Non è Porciano, quello è Roma. Il DJ proprio che ha fatto queste compilation, Ernesto Carretta. Vi invito pure a sentire quelle compilation, si chiamano 80 Mixage, stanno su mixcloud.com/Renato De Vita. Procediamo con l'apertura di questo pacco che contiene vinili. Poi vediamo quali sono le altre parabole che le vogliamo considerare, perché vediamo cosa esce da questo pacco. Ok? Alessandro Ceto ti scrive: Renato, fai una diretta dalla pizzeria. Salutiamo inoltre Katia Liberatori e Stefania Coletta. Ciao. Ciao Stefania. Poi dalla pizzeria le farò le dirette. Adesso quello che mi preme è Faccio io le dirette dalla pizzeria. Allora, sono due pacchi distinti, ottimamente Renato, fammi un regalo, una penna da 64 giga con musica 90-99. Vabbè, 90-99 ce ne abbiamo tantissimo. Adesso sto pubblicando tutti i festival di Sanremo dal 90 appunto fino al 99. Già ce ne sono fino al 94. Adesso la pubblicazione di oggi pure mi sembra che deve cominciare, cioè la devo ancora fare, la farò a breve finita questa diretta. Allora, vediamo che vinili escono da questo primo pacchettino di vinili. Ciao Stefania. Allora, qui c'è, questo lo conoscerete tutti, Nick Cayman. Il belloccio dell'epoca. Già. Levis 501, non ce lo scorderemo mai. My Heart. Eccolo qui, Each Time You Break My Heart, sempre anni 80. Vedete che il disco sta benissimo. Non so se la telecamera riesce a mettere a fuoco. Ok? E questo è il Nick Cayman
della situazione. Sempre di Nick Cayman. Io purtroppo i mix non ce li avevo all'epoca, avevo cominciato da poco a fare il DJ, quindi io compravo più che altro pure i 33 giri per avere più brani su un unico disco. Questo è Come Softly to Me, che è un bellissimo lento, è il mix, ecco, Come Softly to Me. Le copertine comunque le facciano veramente belle, e questo è Come Softly to Me. Stanno benissimo questi vinili. E poi c'è il secondo belloccio, qui adesso non so se si riesce a riprendere, It Will Take a Strong Strong Man di Rick Astley. Beh, oddio, era bassetto però. Vabbè. Era più bello Nick Cayman. Però c'aveva il suo fascino. tra Nick Cayman Vero, e Rick Stefano? Astley erano un po' più o meno la stessa Noi musica, all'epoca lo stesso sbavavamo periodo. tutti per la pubblicità dei Levis. Ah, questo è Wit Remix. Solo le ragazze dell'epoca ci possono capire. Questo è un altro mix. Wong Chung. Chi è? Sì, questo l'ho sentito pure su YouTube, è un bel brano e mi piaceva, quindi l'ho messo. Poi Stavamo sposando? questo, se non sbaglio, deve essere il mix di We Are The World. Vediamo un po' se non mi sono sbagliato. Sì, questo è il mix. Io di USA for Africa, We Are The World, ho il 33 giri. Sì, che contiene tanti brani oltre We Are The World. Ma questo è il singolo, quello che vendette tantissime copie, e questo non ce l'avevo, quindi mi piaceva aggiungerlo alla collezione, visto che Mancava. sono un collezionista. E allora insieme adesso ho sia il 33 giri che il singolo di We Are The World, e se non sbaglio in mezzo ai miei 45 giri ci dovrebbe essere anche il 45 giri piccolo, il 7 pollici di We Are The World. Vabbè, merita una canzone così bella, piena di Chiara ti cantanti saluta famosi. Stefania. Ecco Chiara. Questa è l'inizio della Piccadilly Soft numero 1. Attilio là, Attilio Dance lo saprà. Ciao Questa Alessandro, è un bacio. Moments in Love, di The Art of Noise. Nan, 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 nan. È bellissima questa, l'ho voluta prendere, anche questo è un singolo, quindi è bellissimo. Andiamo avanti, vediamo il secondo pacchetto cosa contiene, che ci dovrebbe essere anche un disco più piccolino qua, vediamo un po' se c'è. Sì, c'è. Allora, questa è sempre musica anni 80, Ryan Paris. Non me lo ricordo. Fall in love. Ah, me lo ricordo. I will fall in love. E questo è il mix di Ryan Paris. Salutiamo Gianfrancesco Carino e Giampaolo Zagarella. Oh, ciao Giampaolo e Gianfrancesco, ex colleghi Ericsson. Come vedete sono tornato a una mia vecchia passione, che era quella dei vinili. Questo è Fall in Love, Ryan Paris. Grazie Stefania, tanti bacetti a Matteo. Continuate a seguirmi www.mixcloud.com/Renato De Vita e ad ascoltare questa musica. Questo invece, vabbè, Sandy Aspetta che Martin, metta a fuoco. Modern Love. Anche lui un bel belloccio dell'epoca, anche se. All'epoca Modern Love ha venduto tantissimi dischi. Anche qui siamo proprio alla prima metà degli anni 80, e quindi io facevo il DJ, ma sempre con compilation, masterpiece, eccetera. Poi questo è un disco di Gino Ladino, in arte Giovanotti, che io non c'avevo, pure un po' scritto, ma non mi interessa perché mi piaceva averlo, visto che di Giovanotti, soprattutto di quell'epoca, ho parecchia roba. Questo è Gino Ladino, qua c'è scritto un no, perché si vede che questo è il lato sbagliato, quindi il lato da ascoltare sarà stato questo. Si intitola Yes, questo Perché c'erano i brano. lati da ascoltare? Eh sì, perché magari ci stavano dei mix diversi e quindi... Il suo nome vero è Lorenzo Cherubini, però all'epoca c'aveva sia Giovanotti che Gino Ladino. Ha pubblicato con due nomi diversi
una musica completamente diversa. Quella di Gino Latino è completamente diversa. Salutiamo Lelio Uberti, Gabriele Ferri e Giacomo Poli. Ciao! Ed ecco il disco che io ho visto Ah, questo è bellissimo. nella diretta di Giovanni Passoni. Metto meglio a fuoco. Allora, questa è la copertina, il picture disc che mi ha fatto conoscere e Carretta DJ delle 80 Smixage. Andiamo a tirare e a vedere questo bellissimo picture disc. Eccolo qui. Sono contentissimo di averlo trovato. Spiega la canzone perché così non... Allora, la canzone, purtroppo se voi lo cercate come avevo fatto io durante la diretta, non lo riuscite a trovare perché è The Power e degli Snap, ok? E invece questo di Lombardoni, editato da Lombardoni, era di un gruppo italiano che si firmava Power Band. Ed ecco perché io scrivo Snap The Power e questo picture disc non usciva in nessun modo. Invece mettendo The Power dei Power Band è uscito tutto, lo sono riuscito a trovare, ce l'hanno pure diverse persone, il prezzo sta intorno ai 10 euro questo vinile, sul disco GS, sul disco GS lo trovate intorno ai 10 euro il vinile The Power. Sta in condizioni ottime, come posso vedere, bellissimo. The Power Remix, ovviamente non è la versione originale di The Power degli Snap, è un remix, diciamo, non ricantato con gli stessi campioni di The Power, però non è la versione originale. Questo, se vuoi, lo appoggio qua. Allora, vediamo prima, perché poi qui c'è l'ultima storia che racconto. Un altro Nick Hammond. Un altro brano di Nick Hammond, questo è Loving You is Sweeter Than Ever, quello che ha decretato il successo di Nick Hammond. Diciamo il primo singolo che ha venduto tantissimo in tutto il mondo. Nick Hammond, Loving You, Nick Hammond is Sweeter Than Ever. Questo è un brano bellissimo di Nick Hammond e l'ho voluto anche questo avere come singolo. Come vedete mi piace anche molto gli anni 80. Poi ovviamente io il mio negli anni 90 il primo CD, che succede? Chiara, dici qualcosa. No, mamma mi sta di nuovo, vai mamma. Vai, tu continua, amore. Che è? Non parlare così, che c'è? Dici. Però mamma vorrei che vada a lavare i denti. E allora? Vai a lavare i denti, poi tanto andiamo tutti insieme a fare colazione, dai. Che io ho Notare finito, colazione due dischi. Due dischi, questo c'è una storia associata. Su questo invece vi racconto che a me, sempre da una cassetta comprata a Napoli, Mixed by Harry, che era la Rocky Rambo DJ, mi piacque parecchio la cassetta. Poco dopo uscirono i compact disc. Il mio primo compact disc che acquistai, il CD, tra l'altro a Piazza di Roma da Magic Sound, fu la colonna sonora di Rocky 4. Rocky 4 mi piacque talmente tanto che comprai pure il 33 giri su vinile di Rocky 4 e adesso piano piano vorrei mettere insieme pure tutti i vinili diciamo dei singoli che uscirono su Rocky 4. Questo è uno dei primi, che è il tema di Rocky di Vince Di Cola. Questa è musica bellissima perché all'epoca io sia il CD, il vinile l'ho ascoltato, riascoltato decine e decine di volte, e quindi mi piacerebbe prendere pure tutti i singoli da cui è nata poi la colonna sonora di Rocky 4. Questo è solo musicale perché era la colonna sonora musicale. Passiamo all'ultima parabola, però non era questo il disco che io avevo comprato. Vabbè, questo è Love Me Baby, io avevo comprato Singing in the Rain. Vabbè, raccontiamo la parabola, poi semmai sentirò il DJ perché mi ha mandato questo e non mi ha mandato Singing in the Rain. Magari si è sbagliato, ma vedremo di farmelo mandare. Comunque, Sheila B. Devotion, un 45 giri che si chiama Singing in the Rain, fu il primo disco che io tenni in mano quando avevo 8 anni ad una recita delle elementari. Facevo la quarta elementare, c'era la mia maestra, la maestra Valenti. Ciao Stefania. Sì, la tua classe, ero piccolo come mia figlia Chiara.
praticamente c'è una fotografia da qualche parte a casa dei miei dove c'è la maestra Valenti con in mano il disco di Singing in the Rain, non questo, vabbè, quello di Singing in the Rain di Sheila B. Devotion, e io lì in quella recita, l'anno prima io avevo recitato normalmente con gli altri bambini nel Veleno inesorabile, ancora me la ricordo quella recita, e l'anno dopo invece misi i dischi, quindi fu la prima volta a 8 anni che io feci il DJ. Durante tutta la recita mi misero vicino a una maestra, non mi ricordo bene, e misi i dischi sul giradischi, quello della scuola era un giradischi diciamo da battaglia, di quelli a valigetta, me lo ricordo, con le casse staccabili, e io tra gli altri brani che io misi, che i miei compagni di classe andarono a ballare, c'era Singing in the Rain di Sheila B. Devotion. Poi adesso sentirò il DJ Carretta come mai mi ha mandato questo, che non c'entra niente con i miei ricordi, va bene lo stesso, semmai quello là lo ricompro, me lo faccio rimandare in qualche modo. Però mi piaceva raccontarvi la mia prima esperienza con i vinili, fu appunto a 8 anni alla recita scolastica, mi rimase impresso questo 45 giri di Sheila B. Devotion, Singing in the Rain. Va bene, abbiamo finito praticamente con questo breve unboxing di qualche vinile. Vi ho raccontato qualche altro aneddoto, qualche altra cosa legato ai vinili. Dici, Chiara? Ma come mai ti ricordi Singing in the Rain tanto e gli altri no? No, beh, pure gli altri, bene o male, come vedi, io racconto sempre parabole, storie legate ai vinili. Poi ci sarebbe tanto da raccontare pure sui computer, perché io sempre nella comunione, sempre all'età di mia figlia, mi hanno regalato il Commodore VIC-20, e qui tutti quelli dell'ambiente Commodore, piacerebbe che io raccontassi tutto quello che io ho passato dai computer, dall'acquisto di quel singolo VIC-20, che poi passai al 64, Amiga 500, ho avuto tutti gli Amiga, alla fine c'ho un museo informatico enorme che purtroppo sta prendendo polvere in garage, nei vari garage, però ha decretato la mia passione per i computer e mi ha fatto crescere pure in quell'ambiente. Praticamente io ho curato questi due ambienti paralleli, che poi c'è pure un terzo che sono i cartoni animati, ma questo è un altro discorso. Praticamente facevo Renato il DJ, Story. sì, facevo il DJ e i computer. Così importante, gli altri lo sono di meno, perché Singing in the Rain? Non lo so, perché mi è rimasto impresso Singing in the Rain, forse fu particolarmente bello il balletto dei miei compagni, non lo so. Forse mi è rimasta impressa quella fotografia con la mia maestra Valenti che reggeva il disco che io sapevo essere Singing in the Rain. Vi ringrazio a tutti dell'ascolto, vi rimando a una prossima diretta, sto in trattative forse per comprare un altro stock di vinili, vediamo se riusciamo a portare a termine quest'altro acquisto, così vi farò un altro unboxing di un altro stock di vinili. Vi ricordo, prima di lasciarvi, che il 17 a Roma c'è Roma Vinyl Village, quindi io cercherò di esserci il 17 febbraio a Roma Vinyl Village, c'è tutto il giorno e lì si venderanno, compreranno dischi, quindi vi invito, chi può, chi è di Roma, a partecipare a Roma Vinyl Village. Cercate su Facebook o su Google Roma Vinyl con la Y, Roma Vinyl Ciao Village. Michele. Ciao Michele, Roma Vinyl Village, e trovate dove è con tutti gli orari, sono bravissimi, organizzato benissimo. Per il resto vi saluto, vi ringrazio. Buona giornata, buon sabato. Buona giornata, buon sabato e buona domenica a Ciao. tutti. Ciao, grazie.